Renato Valusso, Friuli contro la crisi, insomma, questo benedetto fronte, diciamo, si sta sempre più allargando. Oggi c'è stata data la visita anche del neo premier Renzi in quel di Treviso, però poi alla fine, insomma, ha steccato nella sua prima, non sentendo direttamente sul posto le ragioni dei lavoratori dell'Electrolux, come possono essere anche altri lavoratori, no? Perché l'Electrolux tutto sommato rappresenta in un certo senso questa crisi che si sta sempre più materializzando anche dalle nostre parti. La provincia di Udine purtroppo non è da meno. No, purtroppo no, adesso la situazione è sempre più preoccupante e quindi noi di Friuli contro la crisi ci stiamo motivando per lanciare quello che è un appello a tutti i cittadini e alle istituzioni interessate per poter fare qualcosa prima che sia troppo tardi. In questi giorni finalmente c'è stato uno spiraglio, un nostro rappresentante è stato ricevuto anche in provincia, non da Fontanini ma dall'assessore alle politiche sociali. Questo fa ben sperare che sia finalmente un inizio. Ecco, mi permetta di dire questo, che da quando voi partecipate all'interno del nostro telegiornale, guarda caso anche gli altri mezzi di informazione si stanno occupando della vostra realtà. Sì, effettivamente vi devo ringraziare di questo, perché sicuramente è stato il primo spiraglio. Adesso si spera di continuare, di avere... Diciamoci la verità, fino a ieri pochi capivano che c'era una crisi in Friuli. Ma io credo che al momento attuale tuttora la realtà percepita non sia quella della crisi che veramente si sta verificando, ed è una crisi molto pesante da cui non si uscirà sicuramente in breve tempo. Quindi prima si rende conto di questo e si riesce a coinvolgere le istituzioni in un discorso costruttivo, se è possibile, meglio è. Senta, so che il vostro gruppo si sta sempre più allargando, no? Sì. Adesso... E soprattutto sottolineiamo questo trasversalmente. Sì, infatti, noi non abbiamo, come già detto altre volte, non facciamo assolutamente questione di colore politico, di appartenenza a questo o a quel gruppo. A noi interessano le idee che siano concrete, che siano costruttive, che sia possibile proporre sul territorio. Il resto non è... aria fritta, no? Sì, esatto, a noi almeno non interessa. Senta, quali saranno prossimamente, a breve termine, insomma, le iniziative che state mettendo in atto e porterete, diciamo, alla conoscenza del pubblico? Ecco, allora ci sono due cose in modo particolare. Un progetto che riguarda un nuovo modo di... si potrebbe parlare di un nuovo consorziativismo tra lavoratori, i gruppi di lavoro autogestiti, ma che può riguardare anche l'impresa, e stiamo definendo questo progetto nei dettagli. L'altro riguarda l'emergenza abitativa, il problema della casa, che purtroppo adesso in Friuli è diventato di molti, con una soluzione innovativa che speriamo al più presto di poter proporre anche a livello istituzionale. Perfetto, grazie a Renato Valusso, Friuli contro la crisi. Come sempre cercheremo poi di tenerci in contatto e capire quelle che sono le novità in essere all'interno del vostro gruppo.